Buone stelle da Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Ben ritrovati cari amici delle stelle, in questo giovedì nell'appuntamento con l'oroscopo di Radio.0 andiamo quindi subito a sentire cosa ci raccontano le nostre stelle oggi. Iniziamo dall'Ariete. Con la luna in Leone rafforzata dal corroborante apporto di Marte c'è l'atmosfera ideale per lo studio, le iniziative professionali e lo sport. La giornata si prospetta piacevole, arricchita da incontri stimolanti. Oggi le vostre aspirazioni non verranno quindi deluse. Toro, mattinata a scarso rendimento, offuscata da qualche tensione, comincerete a carburare nel pomeriggio risolvendo con un colpo di genio i principali problemi. Premiate in questi giorni le attenzioni che vi riserva il partner, organizzando magari una cenetta oppure una sorpresa romantica. Gemelli, il mattino ha l'oro in bocca, sotto l'egida della luna in Leone i programmi lavorativi, le amicizie e l'amore procedono senza intoppi, quindi approfittatene. Parole incisive le vostre, a cui fanno seguito azioni efficaci, sicuri di voi stessi riuscirete a mediare con grande diplomazia. Cancro, state bene allerta oggi, sia per cogliere le occasioni favorevoli e non farvele soffiare da sotto il naso, sia per evitare dannosi passi falsi. Ve la potete cavare anche nelle situazioni più intricate, l'importante, ricordate, è non scoraggiarvi al primo ostacolo. Leone, coraggio e passione non vi mancano di certo, è il momento quindi di concretizzare con lucidità e motivazione, non fatevi bloccare da difficoltà banali. Progetti pronti al decollo si involano nella direzione desiderata, nonostante i piccoli imprevisti. Vergine, la carriera procede ora spedita, anche se l'esperienza consiglia di non abbassare la guardia e di applicarvi con attenzione costante a ogni vostra faccenda. Chiarite una questione controversa, realizzate un'idea operando con il vostro naturale buonsenso. Bilancia, grande beneficiaria di un buon disegno astrale e l'immagine pubblica oggi. Siete in forma e intrecciate relazioni interessanti con persone che contano. Se il partner dovesse essere sospettoso non è per sfiducia, ricordatelo, ma ogni tanto è necessario avere delle rassicurazioni. Scorpione, giovedì sottotono quello di oggi, come puntualmente accade a ogni passaggio della luna in Leone. Possibili rimedi? Una giornata fatta di riposo, tutto può attendere ora. La quotidianità con i suoi inconvenienti concede purtroppo poco spazio al piacere di vivere, siate voi quindi a dargli il giusto peso. Sagittario, calore, dinamismo ed energia non mancheranno oggi e per quanto riguarda studi e affari siete in una botte di ferro, perfino il partner pensate cede le armi. Un incontro casuale porta con sé belle sorprese, forse non sarà amore ma vi darà un po' di benefica spensieratezza. Capricorno, nella professione siete attivi e determinati, ma ci sono incombenze da rinviare per mancanza di tempo e di scarsa collaborazione da parte degli altri. Siete sotto la protezione di Cupido, potete lasciarvi andare e farvi cullare dal suo caldo abbraccio. Acquario, potrebbe andare meglio, ma non va così male, la luna vi rallenta, ma le prospettive sono rose. Vi mettete alle spalle ogni genere di freddezza, il cielo invita alla socialità, ma non seguite troppi stimoli ora, altrimenti entrerà in gioco la confusione. Pesci, affari e lavoro vi vedono dinamici e intraprendenti, ma riorganizzate le idee o rischiate passi falsi. In amore valorizzate quello che avete. Date seguito ai programmi di relax o ai nuovi interessi prima di essere risucchiati dagli impegni. È tutto quindi per oggi, dalle stelle di Radio.0 vi auguriamo una buona giornata e naturalmente buona fortuna! Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Radio.0